una situazione pesante questa di Villa Betania. Sì, la situazione è pesante, un po' come è pesante anche in altri ambiti. Stiamo scontando le difficoltà delle amministrazioni comunali perché il taglio continuo dei trasferimenti nazionali e regionali comporta proprio questo, che i comuni non riescono a far fronte agli impegni che hanno preso. Questa situazione dell'IPAB Villa Betania ormai ha dell'assurdo, i lavoratori circa 14 stipendi mancano. Il comune che vi deve maggiormente qual è? Ma i comuni un po' tutti, i comuni debitori sono Porto Empedocle prima di tutti, poi c'è Agrigento, c'è parte anche di Cata, Palma di Montechiaro, sono diversi i comuni che non possono far fronte a questo impegno, ma il problema non è solo dei dipendenti ma anche degli ospiti di Villa Betania, perché le amministrazioni e la politica hanno abbandonato completamente il welfare, non c'è più sostegno a chi ha bisogno di un sostegno diverso rispetto al normale, e quindi questo ci lascia abbastanza un po' così perplessi. Noi oggi chiederemo a Sua Eccellenza il Prefetto, che stiamo oberando perché le proteste cominciano ad essere tante veramente in questa provincia, però bisogna mettere mano alla situazione, bisogna che la politica intervenga con un impegno forte e serio. Continua la protesta oggi di Villa Betania qui davanti in prefettura, ecco, la situazione è veramente drammatica. Come tu sai, da diversi anni che Villa Betania scende a protestare per la mancata liquidazione della retribuzione. Ora siamo arrivati a 14 mensilità, dunque queste persone, con tutti i sacrifici che hanno fatto e continuano a fare, non riescono più nemmeno a mettere la benzina nelle macchine per andare a lavorare, perché molte persone vengono dalla periferia, da premettere che hanno solo uno stipendio, dunque non hanno più la possibilità di recarsi a posto di lavoro per andare a lavorare. La realtà è questa. Noi da diverso tempo abbiamo denunciato al signor Prefetto le condizioni di Villa Betania, abbiamo descritto quella situazione, ma io ho notato che è venuta fuori una mancanza di sensibilità, e c'è l'insensibilità da parte della prefettura, secondo me, il signor Prefetto, perché non rientra nelle condizioni in cui queste persone vivono oggi. Oggi siamo qui nella piena disperazione, io non so come riesco a calmarli, perché veramente rischiamo di chiudere per la Betania, la realtà è questa. Ora, se poi la politica agrigentina, i signori sindaci e tutti vogliono che questa gente deve andare fuori, ma ci dobbiamo ricordare che queste persone sono pubblico impiego, dobbiamo assicurare loro un lavoro dove deve andare, come è successo con altri dipendenti che a comando sono andati presso le ASP, presso gli ospedali o presso altri uffici, che si mettono in testa che qualcuno queste persone resteranno fuori, perché finirà casino totale. Noi sindacalmente le riprenderemo sempre e affronteremo qualsiasi ostacolo per garantire a loro il posto di lavoro. Le condizioni sono queste, siamo alla disperazione totale.